Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto al titolo, parleremo di questo bellissimo libro in cui ultimamente sto rilanciando una recensione e in questo libro Nada ad Archivede, questo libro costa 28 euro e si trova nelle migliori bookstore a livello nazionale. È un libro di praticamente più di 390 pagine. Nada ad Archivede introduce la persona mano nella mano verso la Kabbalah, verso i concetti principali della struttura della Kabbalah. Oggi parleremo della lettera Aleph, no? La lettera Aleph che si trova a pagina 88, 89, 90 e 91. Cioè, qui in queste quattro pagine Crivelli spiega in modo esaustivo e in modo semplice alla portata di tutti la possibilità di avvicinarsi all'unione degli opposti che è appunto Aleph, no? In una precedente pillola, il vostro maledetto ha fatto una piccola meditazione sulla lettera A, però ci sono alcune persone che non hanno tempo o hanno un po' di paura a avvicinarsi alle meditazioni. Allora, il vostro Marietto, prendendo sempre spunto da questo bellissimo libro, ha messo nei vari gruppi social e adesso mi ricollego anche a un discorso nostro di Legare Maledetto Veneziano, ha messo nei gruppi di Face, soprattutto nel gruppo di radionica, radiestesia, teologia ed ermetismo, questo questo circuito che rappresenta la lettera Aleph. Chiaramente è un circuito che deve essere supportato dalle conoscenze cabalistiche, chiaramente è un circuito di grandissimo valore e dopo vi spiego come poterlo attivare e utilizzare, no? Quindi l'ideale sarebbe sempre avere questo bellissimo libro che è un'introduzione, non è che spiega tutta la Cabala, ma dà i primi rudimenti per avvicinarsi in punta di piedi a questa bellissima scienza che è la Cabala, no? Dopodiché, dopo averlo letto, dopo aver magari anche seguito le varie pillole vostre Maledetto Veneziano sulla Cabala, si può tranquillamente scaricare nel sito anche capitano.altervista.org. Qui sotto abbiamo il link in cui potete andare a scaricare più di 20 ebook con le istruzioni per poter utilizzare questi circuiti, non c'è solo questo, ma ce ne sono tantissimi altri. Vi ricordo che ne sono già stati scaricati qualcosa come 150.000, più di 150.000, e il Marietto Veneziano ha donato un'unità più di 2 milioni di circuiti quadranti radiostesici. In più abbiamo il Legale Marietto Veneziano, una zona shop dove si possono acquistare dei prodotti professionali, ad esempio questo bellissimo amuleto cabalistico, il prezzo parte da 150 euro più spese di spedizione per raccomandare. Bene, detto questo, vi ricordo che poi ogni sera alle 18:30 ci sono le sibille interattive gratuite nel canale, in questo canale qui, del Marietto Veneziano. Invece il De Garda venerdì sarà alle 21:30 nel suo canale per, chiaramente, le sibille interattive gratuite. Se invece volete un consulto, questo qui sopra è il numero, no? E potete contattarci, almeno contattare il Marietto Veneziano, su Telegram e il prezzo è di 20 euro, 45 minuti pagabili tramite PayPal. Bene. Ritorniamo un po' a questo circuito qua. Partendo dal presupposto che le persone abbiano comunque in ogni caso acquistato il libro di Nada ad Archivelli e abbiano letto ad esempio, come ho parlato, della Aleph, no? Che è una delle lettere più importanti dell'alfabeto israelita, no? E parto da questo presupposto che qualcuno insomma sia andato a cercare il valore di questo immenso simbolo che potrebbe essere definito simbolo, ma che è una lettera dell'alfabeto. Vi ricordo, questo libro costa 28 euro. Bene, fatto questo, il vostro maledetto veneziano ha creato questo bellissimo circuito radionico che praticamente valorizza tutto quello che viene messo qui sopra. Quindi per attingere o agganciarsi a queste bellissime energie, no? Cosa possiamo fare? Prima di tutto possiamo chiedere al pendolino se questo circuito emettitore, valorizzatore può servire a noi chiaramente. Poi, fatto questo, appurato questo, possiamo, e ripeto, prima andate a leggere le istruzioni
ovvero le qualità di questo bellissimo simbolo, carattere, lettera, chiamiamolo poi come volete, e poi valutate se col pendolino vale la pena che voi lo possiate utilizzare per voi stessi. Fatto questo, se il pendolino dice di sì, guardate anche il tempo, e fatto questo cosa si fa? Si prende questo circuito o quadrante radiostesico, ma è più un circuito in questo momento, si posiziona il vostro testimone, che potrebbe essere una foto, un nome scritto con il vostro nome con il nome e data di nascita, e si chiede al pendolino per quanto tempo può essere lasciato in attivazione questo circuito. Bene, grazie cari amici di avermi seguito, vi ricordo questa sera alle 18:30, il numero è qui se volete anche intervenire gratuitamente, alle sibille interattive gratuite nel canale YouTube del vostro Maledetto Veneziano. Grazie cari amici di avermi seguito e alla prossima, ciao!